Ti do il benvenuto. Che bel posto, vero? La brezza marina, il tepore del sole. Questa spiaggia appartiene solo a te. Nel mondo esterno non esiste. Tutto ciò che vedi qui viene dal passato. Il tuo passato. Tempo fa uno dei tuoi avi visitò questo luogo, imprimendo per sempre il suo ricordo nella struttura del tuo DNA. L'Animus Ego sblocca tali ricordi genetici affinché tu li percepisca, li viva e ti colleghi ad essi. Come i granelli di sabbia che prima erano rocce, le tue vite precedenti ti hanno dato forma, plasmandoti in ciò che sei oggi. Ti hanno ingannata. Il tuo viaggio nella consapevolezza inizia da questi ricordi ancestrali per offrirti una prospettiva globale di ciò che ti rende chi sei. Si stanno attivando dei nuovi flussi di memoria. Cancella ogni dubbio, paura o debolezza. Cerca in te la forza per conquistare il mondo. Segui la scia ed entreremo in contatto. Ti do il benvenuto nell'oscurità. Riesci a vederla? Armate i cannoni! Sparate a quei bastardi! Avviciniamoci! La polveriera! Per scoppiare! Spegnete il fuoco! Vai, cane roccioso! Sarà pericoloso. Edward. Fare il pirata è pericoloso. Non pagherebbe tanto altrimenti. Perché non entri nella Regia Marina? Avresti una paga certa e da gente onesta. Al diavolo i signori della Marina. Per ogni scellino che danno a me il capitano ne prende 600. Non è così che si fa fortuna. Non ci serve una fortuna. Non è per bisogno, Caroline. Voglio del cibo che sia decente. Voglio dei muri che proteggano dal vento. Voglio una vita decorosa. Quanto pensi di restare laggiù con quei pirati? Un anno, direi. 2 al massimo. Va bene. Non più di 2. Promettilo. È andata bene anche a te. L'Havana. Devo andare a L'Havana. Bene, allora costruirò un'altra nave. Ti pagherò. Non è questo che interessa a voi pirati.
Ti darò 1000 corone. Vai avanti. Lo farai oppure no? Ma non hai il denaro qui con te, vero? Dannati pirati del cazzo! Ora ti prendo, furbone! Segui e ti uccido! Forza, amico! Inizi col piede sbagliato! Insieme si può sistemare tutto! Sono più di 100 leghe da qui a Havana! Vuoi camminare fin là? Non ti avvicinare! Diavolo! Ma dove sta correndo? Dimentica ciò che ho detto. Perché non ricominciamo? Levati di mezzo, avvoltoio! Ecco che svanisce nell'ombra. Abbiamo sguainato le spade, dunque. Inizio a credere che non apprezzi il mio aiuto. La mia missione ha scopi ben più elevati. Un ladro come te non può comprendere. Ti avevo avvertito. Perché questa collera? Nascondi qualcosa? Non dobbiamo combattere. Troviamo un accordo. Lurido tagliaborse! Sembra doloroso. Muori, brutto verme! Non piangerò la tua morte! Señor Duncan Walpole,
Accetto la vostra generosa offerta e attendo con ansia il vostro arrivo. Se davvero siete in possesso di ciò che bramo, vi ricompenserò più che degnamente. Anche se non conosco il vostro viso, suppongo di saper riconoscere le famigerate vesti del vostro ordine. Quindi venite a La Habana in fretta, confidando che vi accoglierò come un fratello. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Signor Walpole, vi spetta la ricompensa. Devo trovare il modo di andarmene da qui. Quella goletta andrà benone, se riuscissi a salvare qualcuno della ciurma. La nostra meta è La Habana. Sono il mercante che... Taci, pirata schifoso. Presto penderai dalla forca. Signore, This won't last long. Saltare il cervello. prendete pure tutto. Grazie a Dio, signore. Sono salvo. Io vi devo la vita. Quella è vostra? È la mia nave, sì. Lì giace il suo capitano. E io non so condurla per mare. Posso farlo io stesso, tranquillo. Non vorrete fuggire con la mia nave, vero? Sono Duncan. Il vostro nome, amico? Stede Bonnet. Bene, signor Bonnet. Che rimanga fra noi. Sono in missione segreta per conto di Sua Maestà il Re, Dio lo protegga, e devo arrivare a La Habana al più presto. Ah, che sollievo, signore. La Habana è anche la mia meta. Le strade si uniscono. Siamo alleati, dunque. Ah, ne sono lieto. E dire che vi avevo preso per un pirata. Davvero? Già, avete un insolito modo di comportarvi. Svelto e diretto, se posso dire. Mi avete spaventato. Ma, tutto considerato, si direbbe che sia stato il mio giorno fortunato, esatto? Senza barcare mi temo che dovremo nuotare fino alla nave. Può succederci molto di peggio. Ah, sarà difficile. Avrei dovuto togliere il cappotto. Di certo non ho fatto ritorno grazie a voi. Ecco, potete ringraziare Duncan. Benvenuto a bordo, Duncan. È una modesta goletta, ma è perfetta per lo scopo. Trasportare carichi dalla mia piantagione. Andrà benone. E se vi aggrada, prendete pure il timone. Il timoniere e il quartiermastro purtroppo sono stati uccisi. Preparatevi, uomini. La marina spagnola caccia in branco.
e siamo diretti a Havana. Sì, signore! Proprio niente male. Prima isseremo le mezze vele per metterla in moto. Ah, sento già il vento tra i capelli. Che goduria! È un grande piacere sentire e annusare l'oceano. Profuma di opportunità. È un buon modo di vederla, già. Il vento si è alzato ormai. Spieghiamo le vele, d'accordo? Le abbiamo spiegate per bene, mi pare. Oh, che creatura magnifica! Siete un capitano nato, Duncan. Ho imparato i trucchi del mestiere tempo fa. 2 anni di esperienza come corsario. Dio mi fulmini! La vostra è una vita avventurosa, se posso dire. Ricca di avventure. Che invidia! Ho visto un buon numero di stranezze, sì.